Siamo al Podere dell'Angelo, visinale di Pasiano. Questa struttura nasce dall'idea, dalla mia esperienza di portare innovazione al territorio. Siamo in un contesto ricco di aziende e quindi nasce questa proposta di creare questa casa, no? A me piace chiamarla casa, dove c'è legno, dove c'è design, dove ci sono tavoli, dove c'è innovazione, dove quando si entra si respira quello che è un po' la mia vision, no? Della mia azienda, che è quella di fare innovazione, quella di fare cultura gastronomica e portare prodotti anche che oggi non si usano più e riportarli ai fasti di una volta. Il Podere dell'Angelo nasce da un progetto di innovazione del territorio e questo anche grazie a POSFER 2014-2020 ci ha dato un grande aiuto a livello tecnologico, perché i nostri locali li abbiamo strutturati anche sul non spreco e quindi anche con macchinari che ci aiutano tutti i giorni a creare una cucina che mira con l'attenzione verso l'ambiente. Il locale si divide in due ali. Un'ala è quella della ristorazione, cosa a me molto cara perché è quello che amo fare. L'altra ala, che è un'altra mia passione, è quella dell'ospitalità, quindi abbiamo 13 camere, tra cui anche una zona wellness e questo locale racconta e vive del territorio. Non siamo in una grandissima città, ma siamo immersi nella campagna pordenonese e questo ogni giorno ci dà quel plus in più per dare quella marcia in più per dare qualcosa in più al territorio.